Non si vedeva niente, non si sentiva niente, ma mi parve che una mano soprannaturale mi stringesse la mano. Il mio braccio pendeva lungo la coperta e la forma o fantasma, silenziosa, indefinibile, inimmaginabile, a cui apparteneva la mano, pareva sedermi vicino sulla sponda del letto. Per ciò che mi parve una durata di secoli e secoli, stetti così, agghiacciato dalle paure più tremende, e non osavo ritirare la mano. Eppure pensavo continuamente che solo a poterla muovere di un pollice appena, l'orribile incantesimo si sarebbe spezzato. Herman Melville, Moby Dick. Ciao creature e benvenute o bentornate al terzo episodio del podcast di Ombre di Luna. Io sono Sammy e nel corso di queste puntate andremo alla scoperta dei miti e delle leggende più oscure della Sardegna e di altre culture nel mondo. Se ancora non lo avete fatto, vi invito ad ascoltare la puntata 0, che fa da introduzione a tutto il podcast e spiega bene cosa vedremo nel corso di questi episodi. Nelle scorse puntate abbiamo conosciuto le Janas e il Pundacciu. Un inizio un po' soft, è vero. Era per farvi ambientare bene all'interno del folklore e capire i suoi meccanismi a livello antropologico. Oggi però facciamo sul serio e vediamo una creatura che fa davvero paura, e non solamente per i suoi risvolti simbolici. Oggi parliamo della Muntadore, di cui vi ho già accennato qualcosa nella precedente puntata. Si tratta di una creatura che non ha una forma definita, anzi, viene descritta volutamente come una figura nera e minacciosa, e nelle leggende compare sempre di notte, sopra il petto di chi dorme, inducendo in lui o in lei un panico totale e degli incubi tremendi. Solo delle preghiere ben determinate, dette brebus, o un'estrema forza di volontà riusciranno ad allontanare la creatura, liberando la sua vittima. Come vi ho accennato nella precedente puntata, questa creatura viene talvolta scambiata con il Pundacciu o con il Maskinganna. Addirittura ci sono alcuni studiosi che usano questi termini come possibili varianti locali o addirittura come nomi alternativi. Come abbiamo già visto, sappiamo che ampliando le fonti oltre la tradizione orale, riusciamo ad individuare 3 creature distinte, con forme e comportamenti peculiari, riconducibili esclusivamente all'una o all'altra, per via della loro singolare natura. Demoni, spiriti e folletti non sono la stessa cosa. Certo, ai nostri antenati queste definizioni importavano ben poco, ma a noi moderni forniscono spunti di riflessione affascinanti. Nello specifico, mentre i folletti sappiamo che si divertono con gli esseri umani, i demoni hanno tutta l'intenzione di far loro del male. Così sappiamo che quello del Pundacciu, di stare sopra il petto dei dormienti, è uno scherzo, volto al risveglio del suo bersaglio, di certo non un tentativo di soffocarlo a morte. Questo perché in generale i folletti vogliono solo giocare con le loro vittime. Giochi balordi, sicuramente, ma pur sempre un gioco, che talvolta può arrivare anche alla conquista di un premio. Al contrario, la Muntadore si accovaccia sul petto delle sue vittime con il preciso scopo di farle soffocare. Non ha volto, non ha corpo. È una creatura dell'oscurità, di cui talvolta si sente solo una tagliente risata. Questo demone non scherza, vuole far del male e lo fa dannatamente sul serio, specialmente ad uomini adulti. La differenza tra Muntadore e Pundacciu emerge in tutta la sua chiarezza. Anche in altre parti d'Italia esistono creature che si dedicano al turbare il sonno degli esseri umani, e talvolta queste sono individuate come vampiri e streghe maligne. Si tratta sempre di creature dell'oscurità più nera, votate al male rivolto verso gli esseri umani. Questa paura di soffocamenti notturni è molto diffusa e radicata in diverse culture nel mondo. E difatti, le creature che vengono designate come la causa scatenante di questi disturbi affondano le loro radici in un periodo molto più lontano di quanto possiate immaginare, ben più di 2000 anni fa. Questo genere di creature nasce sempre con lo scopo di dare risposta a un problema che appare irrisolvibile. Nel caso di streghe e individui zoomorfi, i problemi affliggono un'intera comunità e le azioni poste in essere vengono compiute sotto forma di rappresaglia. Per intenderci, i classici cortei con fiaccole e forconi. I folletti e i demoni invece prendono di mira un individuo alla volta e diventano i capri espiatori di un problema personale, contro i quali vengono prescritti rituali, preghiere detti brebus
o veri e propri esorcismi. Il problema che il nostro ammuntadore genera costituisce un insieme di sintomatologie veramente terrificanti: risvegli notturni con un grosso peso sul petto, impossibilità di muoversi e un'angoscia indescrivibile. L'ammuntadore induce incubi tremendi e al risveglio i malcapitati provano un senso di terrore senza eguali, quello di aver appena sfiorato la morte. Il nome di questa creatura, infatti, indica proprio l'atto di avere degli incubi: ammuntare, ammuntai. Se andassimo a cercare questi sintomi su internet, ci troveremmo davanti ad una condizione medica abbastanza diffusa per quanto poco ricorrente. Dalle ricerche emerge che almeno una volta nella vita chiunque abbia sperimentato il fenomeno noto come paralisi del sonno, un disturbo che angoscia gli esseri umani dall'alba dei tempi. Ne abbiamo traccia già dal periodo romano, quando i nostri antenati erano soliti riferirsi a questo fenomeno con il nome di incubus, che stava ad indicare una vera e propria creatura, semicorporea. In altri testi, queste creature sono sempre descritte come ombre scure che si accovacciano sopra il malcapitato, impedendogli di urlare o di muoversi. Il termine latino incubus significa proprio stare sopra, ma prima dei Romani fu Galeno, medico greco del secondo secolo d.C., che identificò questa serie di sintomi nelle incursioni di una creatura che chiamò Efialte. L'incubus latino veniva distinto tra maschio e femmina. L'incubus infatti era una creatura di tipo maschile, mentre quella di tipo femminile era detta succube. Ma come facevano a capire se erano maschi o femmine dal momento che non hanno corpo? Ebbene, questo dipendeva dalla vittima che lamentava gli attacchi da parte di questi mostri notturni. Questo è più evidente nel caso della succube, una creatura ben nota nella cultura di massa odierna, dal momento che è presente in diversi giochi, sia da tavolo che videogame. Già presso i Romani ella compiva ciò per cui è nota oggi: vere e proprie violenze ai danni degli uomini che rimanevano prosciugati e senza energia. Analoga attività era attribuita da Galeno agli Efialte ai danni delle donne. Questa componente carnale è presente però anche nell'incubus, infatti tra succube e incubo vi è la stessa radice, la parola cubare, che significa giacere. Cambia solo il prefisso: in viene a posto quando si vuole indicare qualcosa che va verso l'interno, su si appone per quelle azioni che si svolgono al di sopra di qualcosa. Da qui capiamo la differenziazione linguistica tra le due creature e il loro significato. Quindi possiamo dire che l'incubo ha la capacità di penetrare letteralmente dentro la nostra mente, inducendo una parasonnia che ci impedisce di dormire serenamente. I danni che derivano da una scarsità di riposo sono ben noti e ampiamente documentati dalla letteratura medica, ma per i nostri antenati era qualcosa di estremamente angosciante, per il quale sembrava non esserci una cura. Da qui gli innumerevoli scongiuri e brebus usati per allontanare ammuntadori, ma anche i folletti. Nel momento in cui diamo una forma a questo insieme di sensazioni, è poi più facile riuscire a sconfiggerle. La sua trasposizione in un'entità demoniaca, la stessa sorte che poi parrebbe aver avuto il nostro ammuntadore, ha aperto la porta a rimedi di tipo cristiano-cattolico, con preghiere e quasi riti di esorcismo per allontanare gli incubus. Infatti, la prerogativa delle creature demoniache è proprio quella di possedere le sue vittime, allo scopo di sottrarne l'anima, che invece è proprietà di Dio. E abbiamo capito bene che in effetti quello che fanno gli incubi è proprio quello di prendere possesso del corpo e della mente dei loro bersagli. E ci sono tante altre tradizioni regionali che suggeriscono metodi di esorcismo per allontanare quelli che adesso sappiamo essere gli incubus romani. Come potete vedere, si tratta di un quadro ben più oscuro della semplice leggenda fantastica. C'è un motivo se siamo arrivati fino a qui. Il sonno è un momento molto articolato tra attività fisiologiche del corpo umano. Il sogno fa parte delle fasi attraverso cui si struttura il sonno ed ha varie utilità. Nella psicanalisi, la più studiata è quella di essere un modo per compensare qualcosa che viene taciuto, in tutto o in parte, durante la veglia. La mente è priva di freni e filtri che invece anteponiamo al nostro pensiero cosciente. Le immagini si manifestano nelle maniere più disparate possibili e negli animi più tormentati potrebbero sfociare in terribili incubi.
All'interno di società repressive, attuali o passate, è plausibile ipotizzare che sogni a sfondo sessuale, che oggi sappiamo essere un qualcosa di assolutamente normale, venisse invece vissuto come un disagio. E non c'è da stupirsi così se incubus e succubus siano stati prodotti allo scopo di dare una spiegazione per i sogni più sfrenati e violenti, concretizzandosi poi in un essere malvagio che arriva a soffocare le vittime nel sonno. Sotto questo aspetto la medicina ne ha dato una spiegazione ormai ben nota. La paralisi del sonno può essere ipnogogica, e quindi si verifica prima di addormentarsi, o ipnopompica, ovvero quando si verifica in fase di risveglio. Proprio questo è il momento in cui si scatenano le paralisi del sonno più angosciose. In questa fase il cervello si risveglia in modo anomalo, mentre il corpo risulta ancora in una fase di sonno. I nostri grandi muscoli scheletrici vengono bloccati per evitare di ripetere i movimenti che stiamo facendo durante il sogno che viviamo in un dato momento e quindi proteggere il corpo da eventuali danni. Se non si è consci di questo fenomeno, il soggetto che risulta sveglio col cervello ma bloccato col corpo cadrebbe in preda al panico, accentuando ancora di più questo senso di soffocamento e immobilità. È così che per anni la Montadore ha fornito una spiegazione che da un lato è un disturbo fisico, ma dall'altro un disturbo psicologico. Una forma che per un momento, a detta di chi lo ha sperimentato, è terrificante. A me è capitato una volta, in un periodo molto particolare della mia vita, stressante oltre ogni misura e coincidente col conseguimento della mia laurea triennale. Benché io sia perfettamente consapevole che si tratti di una condizione mentale, oggi come allora la sensazione di avere qualcosa sul petto è innegabile. Sentivo davvero qualcosa che mi premeva sopra il petto e mi impediva di respirare. Sembrava un'orribile figura nera, fatta di ombre ma in qualche modo corporea. In quel momento sapevo cosa stava succedendo, ma il mio cervello non mi faceva ragionare lucidamente. Mi imposi di tornare a dormire, perché sapevo che solo così sarei riuscito a liberarmi di quella sensazione. Al mattino successivo, è vero, non c'era più, ma oggi come allora continuo a rivivere quella strana sensazione. I sogni sono frammenti complessi della nostra interiorità, sono parte di noi da sempre, nell'essenza più animale, perché emergono solamente durante la fase della nostra giornata, che ci lascia completamente liberi da qualsiasi pensiero, ovvero il sonno. Tutti i mammiferi sono capaci di sognare e l'uomo sogna da sempre, da quando ha iniziato a camminare sul pianeta Terra, anche nella sua forma più primitiva. Infatti alcuni studiosi hanno ipotizzato che forse i disegni rupestri siano proprio la raffigurazione dei sogni dei nostri antenati. Mi chiedo e vi domando quali potessero essere i loro sogni e che forma avessero. Forse facevano anche loro dei terribili incubi e magari sperimentavano la paralisi del sonno. Paure primitive, incredibilmente più cupe delle nostre. Il terrore di non trovare cibo, di essere divorati da predatori naturali, di morire per il freddo o di veder morire i propri cari. Una parte di noi molto complessa, quella dei sogni, ma in fondo, nel bene e nel male, sono solo una rappresentazione del nostro mondo interiore. Il problema sta nel capire che cosa abbiamo dentro di noi, nel profondo del nostro cervello, nelle zone più oscure. Eccoci arrivati alla fine di questa puntata. Io vi aspetto nei commenti per leggere cosa ne pensate della Montadore e degli incubus. Vi invito a lasciare la vostra testimonianza di paralisi del sonno. Io andrò a leggervi non appena sarà finita la puntata. Come sempre, vi invito a cliccare nel link in descrizione per andare a leggere l'articolo del blog, più completo e corredato dalle fonti dalle quali ho preso le informazioni per la puntata di oggi. Io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia e vi do appuntamento al prossimo lunedì con una nuova leggenda. Ciao creature, buonanotte.